Crediamo nella protesta pacifica però e soprattutto nel rispetto delle regole. Una protesta silenziosa per quello che sta accadendo a noi come a tanti altri comunque. Le luci accese, i tavolini apparecchiati, un sottofondo musicale, ma in questi locali a bere o mangiare qualcosa sono i titolari o i dipendenti. Protesta sì, ma nel rispetto della norma. Gli aderenti a Treviso Imprese Unite, come alla FIPE, hanno deciso di manifestare così, a differenza di coloro che invece hanno preferito disobbedire aprendo ai clienti. Siamo tutti quanti concordi sul fatto che sia quella di dover combattere e battere il virus, quindi noi siamo disponibilissimi, così come abbiamo fatto a marzo, quando abbiamo chiuso prima che ce lo imponesse un DPCM, siamo convintissimi che sia necessaria eventualmente un'ulteriore stretta per abbattere i contagi. Qualora però la stretta dovesse arrivare, devono arrivare di conseguenza anche i ristori. Con quello che abbiamo ricevuto fino ad oggi, appunto legato al mese di aprile, tanti non si pagano neanche 3 mesi di affitto. Abbiamo poi tutti i contributi, sono arrivati i conguagli dell'IRPEF, abbiamo delle scadenze, le spese fisse della corrente e tutte queste spese ormai le stiamo pagando di tasca nostra. Abbiamo associati che hanno venduto la loro casa per poter far fronte a queste spese. Noi abbiamo sempre rispettato le regole e ci teniamo a farlo anche in questa occasione. In questo momento di difficoltà, drammatica difficoltà, ci sembrava totalmente fuori luogo aggiungere magari una multa a quello che è già la nostra perdita attuale. A fianco degli imprenditori, i dipendenti. Riusciamo ad essere qua rispettando le norme che ci impongono e non ci devono fermare, ecco. Pieno supporto e pieno appoggio per il datore di lavoro che sta facendo un sacrificio enorme. Da dipendente io posso solo che aspettare e in qualche modo comunque sostenere anche i miei collaboratori, gli altri miei compagni, perché comunque siamo tutti sulla stessa barca, quindi in qualche modo ci diamo tutti una mano e noi ci dobbiamo solo cercare di tenere duro, ecco.